Torna il Giugno Antoniano, il mese di iniziative spirituali e culturali dedicate a Sant'Antonio. Il tema della pace sarà il leitmotiv di una serie di eventi del cartellone culturale. Una pace che parte innanzitutto dai contesti in cui siamo. Antonio denunciava con grande forza ingiustizie e sopraffazioni nel territorio, ma evidentemente anche un anelito ad una pace che possa giungere in quelle popolazioni di cui noi sappiamo, Ucraina, Sudan, per citare soltanto alcune delle popolazioni più travagliate da questo punto di vista oggi. L'immagine scelta per i manifesti che accompagneranno le celebrazioni antoniane è un affresco di Pietro Annigoni, custodito nella Cappella delle Benedizioni, in cui Antonio è ritratto mentre predica i pesci, evento successo 800 anni fa, quando il giovane frate, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare il Vangelo a creature semplici ed innocenti. Nel 1223, dunque 800 anni fa, Sant'Antonio a Rimini predicava i pesci e, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare comunque il Vangelo. Ecco, per noi significa che è importante comunque annunciare il messaggio di Gesù indipendentemente da chi lo ascolta, e forse poi con la sorpresa di scoprire che questo messaggio contro le ingiustizie, per la pace, per la solidarietà, è un messaggio che viene comunque accolto. E sarà il vescovo di Rimini a celebrare la prima messa della Tredicina, creando un collegamento ideale con le popolazioni colpite dal maltempo di questi giorni. Il cartellone del Giugno Antoniano sembra ricordare e richiamare in qualche modo anche un paesaggio disastrato, ed è così che lo vediamo in questi giorni proprio in Emilia-Romagna, quindi per noi diventa anche l'opportunità per diventare solidali nella vicinanza con tanti fratelli e sorelle che in questo momento, ecco, davvero soffrono il peso di una tragedia così grande.